Salve a tutti, sono qui oggi per parlare di una cosa molto seria che mi ha toccato e mi tocca molto da vicino a me, così come a tanti miei amici di Napoli. Ieri sera, verso le 7 di pomeriggio, a Piazza Bellini è stato accoltellato un ragazzo. Vi posso dare il nome completo di questo ragazzo perché questo ragazzo non ha nulla da nascondere, è un cittadino italiano, non è un extracomunitario, non è un ragazzo che è implicato in storie di droga o altre cose. Sto parlando di Walter Navidad Fortes, che io conosco da quando era ragazzino. Walter è uno dei più grandi breakdancer di Napoli, uno dei più grandi ballerini di breakdance di Napoli. Walter è stato con me in tour nelle scuole di Napoli a insegnare che cos'era la breakdance agli altri ragazzi. Walter è stato parte di progetti nelle periferie, come a Ponticelli, per il recupero dei ragazzi nelle periferie, per dimostrare ai ragazzi della periferia che c'era un'altra possibilità al di fuori di quella del crimine. Quindi Walter è di origini capoverdiane, ma Walter è di Napoli. Walter è uno di noi, Walter è sempre stato con noi, ha partecipato a competizioni di breakdance internazionali ad altissimo livello. La sua crew, Double B Rockers, che saluto, è stata una della prima crew di breakdance di Napoli, tra le più importanti in Italia, e hanno veramente lasciato un segno. Walter è un ragazzo pieno di cuore, Walter ha un cuore grandissimo, Walter è molto intelligente. Scusate se sto parlando un po' così, però sta cosa mi sta toccando molto da vicino. E che è successo? Volete sapere che è successo? Ve lo dice zio Polo che è successo. Walter è stato accoltellato a Piazza Bellini da un criminale, da un ragazzo purtroppo che la testa non gli raccontava più niente di buono, perché ha sempre difeso l'ex di questo criminale, in quanto era la sua migliore amica. Chi è che è un ragazzo di cuore non difenderebbe la sua migliore amica da un fidanzato violento o da una persona che non la tratta con rispetto e altre cose? Walter è stato minacciato più volte da questa persona per queste cose, non per niente. Poche sere fa questa persona si è presentata a casa sua alle 4 di mattina a Montesanto per continuare a minacciare, a fare e a dire. Quindi lui non vedeva l'ora, questa cosa era premeditata, questa cosa che ha fatto nei confronti di Walter. Walter è stato accoltellato a Piazza Bellini nell'indifferenza più generale, nessuno gli ha dato una mano. Walter è rimasto per terra 35 minuti con le budella da fuori, sanguinando, senza che la polizia o un'ambulanza intervenisse, malgrado il Pellegrini era proprio là vicino. Fortunatamente c'era un dottore in piazza che praticamente ha aiutato a fermare il sangue che ormai scendeva copioso, molto copioso da sta cosa. Quindi Walter non è un extracomunitario, Walter non è implicato in fatti di droga, Walter è un esempio di quello che dovrebbero essere i cittadini che vedono che una donna è in pericolo nei confronti di un uomo violento e quindi l'uomo si mette a difesa di questa donna. Adesso forse questo non è compito di Walter, perché lui non appartiene alle forze di pubblica sicurezza, questa è una cosa di cui si sarebbe dovuto occupare la polizia. Invece il mio appello adesso va a tutti i giornali che in questo momento si sentono di parlare di Walter Navidad Fortes. Quando scrivete il suo nome mettete anche il mio nome vicino, perché io Walter lo supporto e lo supporterò sempre in tutto e per tutto, perché è uno che ha dato tantissimo, è uno che ha un cuore così grande che ti darebbe tutto. Infatti lui non ha niente, ma niente, non gli serve niente. Lui ha l'energia per poter fare queste cose, per poter sempre aiutare gli altri, eccetera eccetera. Ieri io sono a New York in questo momento, come potete vedere. Ieri scorrevo sulla timeline di Facebook e vedevo le fotografie di un fotografo di Napoli, di un giornalista che appunto annunciava questo accoltellamento a Piazza Bellini, e nelle foto ho visto l'ambulanza che portava via questa persona.
e da lontano la fotomossa ho detto mi sembra Walter, ho detto però è impossibile che Walter, perché chi è che accoltellerebbe Walter, che è un pacioccone, uno così buono? Poi a Piazza Bellini, dove lo conoscono tutti, lui è uno del centro e di Montesanto, una famiglia, tutti quanti hanno sempre lavorato, il fratello pure un pizzaiolo, tutti proprio una bravissima gente. Sicuramente forse Walter in passato ha avuto dei problemi piccoli con la giustizia, ma legati a un problema più grande, cioè quello che è l'abbandono proprio dei ragazzi della città di Napoli al proprio destino. Cioè, noi siamo totalmente abbandonati come sempre a tutto, e malgrado questo l'hip hop l'ha salvato, e lui tramite l'insegnamento dell'hip hop ha salvato tantissimi altri ragazzi, tantissime altre persone, perché tanti ragazzi sono diventati ballerini, hanno imparato la breakdance e sono usciti da quel circuito delle strade perché qualcuno per strada, qualcuno come loro gli ha fatto vedere veramente che stava succedendo, quindi che c'era una possibilità per uscire da questa vita di stenti, da una vita di pericoli, da una vita di delinquenza che non porta niente a nessuno. Quindi voglio fare un appello a tutti i giornali di Napoli, in primis al mattino: quando parlate di Walter Navidad Fortes, sciacquatevi la bocca con la carta vetrata, ok? Scrivete il suo nome grande sul giornale in prima pagina, mettetelo come eroe che stava salvando una ragazza dalla violenza del suo ex ossessionato, perché questo ex continuava e ha continuato anche a picchiare altra gente che è stata dopo con questa ragazza non ha più una vita, e Walter, che è il suo migliore amico, si è schierato per difendere questa ragazza, e ha preso 10 coltellate, è rimasto per terra sanguinante, era in fin di vita quando è entrato al Policlinico. Voglio ringraziare tutti i medici del Policlinico che veramente gli hanno salvato la vita, perché alla fine i dottori in Napoli, noi abbiamo tutti parlano della sanità al sud, questo e quell'altro, ma non è vero niente. Noi ci hanno rubato tutti i soldi per fare i nostri ospedali grandi, ma alla fine i dottori sono ancora più grandi dei mezzi di cui non hanno a disposizione. Comunque voglio dire, Walter, quando parlate di Walter, sciacquatevi la bocca con la carta vetrata, perché Walter è un eroe, è un amico, è un fratello, per me è un figlio. Io me lo sono cresciuto, lo conosco da quando è un bambino, gli posso postare le foto. Walter ha lavorato, è andato nelle scuole a insegnare che cos'è la breakdance. Walter è andato nelle periferie a levare i ragazzi da mezzo alla strada. Qualcuno parla la movida, i problemi della movida, e scema, sempre parla a miesa. I problemi della movida ci sono, ci saranno tutti i problemi di questo mondo. C'è un problema proprio di ragazzi lasciati allo sbando per strada. Chiudete i locali, e che dove devono andare? Secondo te dovevo tornare a casa alle 11 che chiudono i locali? Ma questo non c'entra niente, questo non c'entra assolutamente con quello che è successo a Walter. Quando parlate di Walter dovete capire che questo è un fatto che si lega solamente alla mente malata di un individuo che, dopo che l'ha coltellato e lasciato per terra con le budella da fuori, si è avuto anche il tempo per rialzarsi, pulire il coltello, buttarlo nella spazzatura e scappare. È stato arrestato a Piazza Cavour, da Piazza Bellini. Vuol dire che nessuno da Piazza Bellini a Piazza Cavour ha fermato sto delinquente, sto pezzo di merda. E l'unica cosa che a me dispiace è che, se andate sul profilo di quest'uomo di merda, ci sta pure una fotografia fatta con me alla fine di un mio concerto, perché io alla fine dei concerti faccio fotografia con tutti quanti, quindi non posso sapere che se non è merda. Quindi vorrei fare un appello al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sindaco, questo ragazzo non merita l'odio che sta ricevendo sui giornali, non merita di essere trattato da extracomunitario, non merita di essere trattato come non un cittadino italiano. Lui è nato e cresciuto a Napoli, è parte della cultura napoletana, è parte della storia dell'hip hop napoletano. Quando parlate dell'hip hop napoletano e mettete Alberto Polo in mezzo, mettete a fianco a me anche a Walter Navidad Fortes in arte afro, ok? Afro perché era l'unico nero in mezzo a tutti quanti noi al tempo. Quindi l'appello che faccio al sindaco di Napoli è quello di dare una medaglia al valore a questo ragazzo, perché qualcuno finalmente si mette a proteggere le donne, protegge le donne dalla violenza inaudita e cieca di qualche ignorantone, di qualche
bestia animale che è stato chiuso in casa, poi dopo tutto questo tempo, cioè dopo la gente che è stata chiusa in casa tutti questi mesi, adesso veramente anche qui a New York purtroppo se ne vedono di tutti i colori. Quindi voglio fare un appello al mattino di fare subito un'errata corrige, di dedicare una pagina intera a Walter, a chi è Walter e a perché si è preso queste 10 coltellate. Dovete dire al Mattino di Napoli che Walter è uno dei più grandi esponenti dell'hip hop italiano, uno dei più grandi ballerini di breakdance in Italia e in tutta Europa. Dovete dire che Walter è un coraggioso che ha difeso non una volta, questa non era la prima volta che si metteva in mezzo per difendere la sua amica, ma l'ha fatto per tanto tempo, tant'è vero che questo è andato premeditatamente qualche sera fa a casa sua, fin quando non l'ha incontrato ieri sera a Piazza Bellini e l'ha lasciato là per terra. Quindi non permettetevi mai di parlare male di Walter, Navidad Forte, Afro, o non permettetevi mai di dire che è un extracomunitario, di trattarlo come una persona ai margini della società o dire che era implicato per problemi di droga. Walter ha preso 10 coltellate per difendere una sua amica, non una sua fidanzata, che pure se fosse fidanzata, comunque per difendere una donna. Quindi questa è una cosa che spettava la difesa dei cittadini, spetta alle forze dell'ordine. Se non sono state capaci le forze dell'ordine a fare sta cosa, perlomeno voi a livello di giornali, istituzioni, dovete riabilitare immediatamente la figura di mio fratello Walter Navidad Fortes in arte afro. Adesso, per favore ragazzi, voi che state là, prendete questo video e spammatelo, giratelo a tutti quanti, fatelo arrivare al Mattino, a Repubblica e a quant'altro, perché io sono da stamattina che mi hanno dato sta notizia che non riesco a fare niente, posso solamente piangere. Fortunatamente mi hanno mandato una foto di Walter che sta in ospedale con il pollice alto, perché Walter è una roccia. Walter, sei una roccia. Hanno tirato via per aprirgli quella pancia di addominali di breakdancer che teneva. Questo qua gli ha dovuto tirare delle coltellate veramente fortissime, perché Walter è un pezzo di atleta praticamente. Ho sempre detto vorrei avere gli addominali che hai tu, perché cioè, hai capito? Quindi per favore ragazzi, voi che state a Napoli, andate fuori all'ospedale Pellegrini, giù a Montesanto, fate qualcosa per dimostrare il nostro affetto e la nostra vicinanza a Walter, perché lui è proprio, diciamo, uno di noi, anzi merita tantissimo, perché ha un cuore grande e non per niente sappiate 10 coltellate per difendere una ragazza. Quindi ragazzi, detto questo, io bisogna pigliare un attimo di fiato, sono un attimo sconvolto, scioccato da sta cosa e vorrei essere a Napoli in questo momento per fare di più, però l'unica cosa che posso fare è questo video. Per favore taggate, anch'io taggerò tutti i giornali, prendete il giornalista che ha cominciato a scrivere le solite minchiate, un extracomunitario accoltellato per motivi di droga, il caro assessore Borrelli che parlava di Movida e subito ha trovato dove buttare la sua benzina sul fuoco, sul corpo di questo povero eroe, un uomo, ok? Quindi ragazzi, andate fuori a Pellegrini, portatemi abbracci più forti a Walter, ditelo a tutti quanti sta storia, organizzatevi per a Napoli per fare qualcosa di grande per Walter, perché Walter merita anche il supporto, perché anche Walter ha dei momenti, in quest'ultimo periodo stava vivendo dei momenti un po' difficili, perché la quarantena non aiuta nessuno, siamo stati chiusi dentro, siamo stati lasciati un po' così, diciamo, purtroppo non c'era altra cosa da fare, non è che si poteva scendere per strada perché stavamo combattendo contro un male più grande. Però questo, malgrado lui stesse anche così un po' giù di umore, avesse anche dei problemi con il lavoro e altre cose, lui comunque si è speso a difesa della sua della sua amica, della ex di questo pazzo, di questo criminale che l'ha lasciato in fin di vita per terra. Quindi vi domando ancora l'ultima volta, per favore ragazzi, fate qualcosa, organizziamo, mi viene qualunque. La prima cosa è parlare sui giornali, fare capire Walter chi è, fare capire a tutti veramente Walter Navidad Fortes chi è. Cioè, quale grande atleta, quale grande personaggio della cultura napoletana, il più grande ballerino di breakdance di Napoli, il più grande.
il più bravo di tutti, senza levare niente agli altri che sono forti, però lui è stato il primo a fare quelle cose e soprattutto è stato quello che ha più stile. Io sono stato a ballare con Walter una notte intera ultimamente a gennaio mentre ero a Napoli al concerto di Yellowman, mi sono divertito come che, perché con Walter mi sembra di stare a New York, mi sembra quella cosa proprio, quella cosa vera, perché Walter è uno vero. Quindi ragazzi, per favore, dimostrate il vostro supporto a Walter, perché si è preso delle coltellate per difendere una donna, cosa che veramente in pochi farebbero. Quanti pezzi di merda camminano per strada e vedono le fidanzate picchiate da ragazzi e non si mettono in mezzo? Quanti di loro fanno queste porcate? Walter invece non si è diciamo tirato indietro, ha continuato a difendere questa sua amica per tanto tempo, perché non è una cosa che è successa così su due piedi, ma sono mesi, anni che questo qua diciamo fa lo stalker di questa donna, purtroppo la mette in croce, e questo è finito così. Questa persona adesso è in galera, io spero che rimanga là secula seculorum, perché una persona del genere non può vivere all'interno della società. Già mi hanno raccontato che ultimamente stava dando i numeri e già faceva infastidiva parecchie persone a Piazza Bellini. Se volete spassare questo video anche alla polizia che si vuole segnare due notizie, due informazioni, la roba come l'ho saputa io, che vivo a New York, che sto a New York, sicuramente avrete più possibilità e più informazioni a Napoli. Quindi ancora una volta, per favore, quando parlate di Walter Navidad Fortes in arte afro, sciacquatevi la bocca con la carta vetrata. Lui è un eroe, è un grande personaggio della cultura napoletana, dell'hip hop italiano, proprio nazionale e anche estero, ok? 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 Quindi passate queste informazioni a sti giornalettisti, questi qua che non so che cazzo fanno, che pur di scrivere qualcosa scrivono le minchiate, e fate qualcosa di grande per afro, per Walter, andate fuori al Pellegrini e organizziamo qualcosa tutti quanti, perché Walter mai come adesso ha bisogno del nostro supporto, della nostra vicinanza. Lui è uno che ha sempre dato tutto a tutti, non si è mai tirato indietro, è anche stata certe volte una capa gloriosa, perché è un ragazzo molto vivace, molto estroverso, è pieno di energia. Quindi anch'io ho fatto tante cazzate in vita mia e ne faccio tante, perché so pure io come Walter, sono uno pieno di andiamo, facciamo, spacchiamo, però è anche Walter, anche come me, è un grande uomo che prende, se c'è una donna in difficoltà si mette a difenderla. Quindi riabilitiamo la figura di Walter, che non si parli sui giornali di lui come se fosse un extracomunitario, come se fosse uno implicato nei problemi della droga, come se il problema fosse la movida. Il problema a Napoli, non solo a Napoli, in Italia, non è di Napoli il problema, ma è un problema nazionale. È quello che viene dato a noi ragazzi. Quali sono gli strumenti che ci vengono dati a noi, soprattutto in un momento così particolare? Tutti gli artisti sono stati abbandonati ad altra gente, è arrivato un assegno, qualche spicciolo così per far vedere agli artisti manco quello, perché noi non veniamo considerati come categoria. Walter fa parte di quella categoria perché lui è un ballerino e balla. Quindi basta, ho detto tutto, vi voglio bene e cerchiamo ognuno di noi di fare qualcosa per Walter, perché adesso Walter ha bisogno di noi. Da New York è tutto, I love you.